Sono una donna fortunata e anche la mia famiglia. Uno dei privilegi più grandi che la vita ci abbia riservato è indubbiamente l'incontro col maestro Abbado, una persona unica e insostituibile, ricco d'amore verso il prossimo, propenso sempre ad aiutare i giovani, ha formato tantissime orchestre fra le più famose del mondo, tutte con giovani. Bene, mi telefona, andava spesso a passare l'inverno in Venezuela e un giorno mi telefona dicendomi raggiungimi perché voglio che tu scopra personalmente una realtà unica al mondo. Io non ho potuto andare e quando è ritornato mi ha fatto vedere un video. Si trattava del sistema del maestro José Antonio Abreu, rivolto ai bambini disabili, ai bambini di strada, ai bambini emarginati, che Abreu era riuscito a raggruppare formando delle orchestre giovanili eccezionali, formando dei cori eccezionali e insieme al sistema c'era anche un coro, quello che a me ha coinvolto e mi ha fatto immediatamente innamorare di questa idea, un coro di bambini diversamente abili che non potendo esprimere e seguire la musica con il canto in quanto sordomuti oppure autistici oppure con altri handicap, due insegnanti, Naibet Garcia e Johnny Gomez, avevano ideato un coro che in modo da far seguire a questi bambini la musica con le manine coperte dai guanti bianchi. Veramente un'armonia che ti portava in un altro mondo. Sono alcuni anni che vengo qui ed è sempre una grande gioia di ritrovare tutti gli amici e gli amici nonnino dimostrano, tutti gli amici qui dimostrano che effettivamente è giusto invece aprire la finestra, aprire la porta, cambiare completamente, non si deve continuare a vivere con questi formalismi. Nei prossimi anni io cercherò sempre di trovare più tempo per i rapporti umani, che sono la cosa forse più importante della vita. Grazie. Maestro Claudio Abbado, cuando fue a Venezuela, nos encontramos e hicimos una muestra musical para él. Y le dijo a los niños que él estaba muy conmovido porque había visto cantar, había visto la musica desde otro punto de vista. E poi l'incontro con questi ragazzi che fanno musica, che fanno queste cose con i guanti bianchi, i bambini, no? È commovente, no? Detto fatto, abbiamo deciso di assegnare il premio 2010, il Risidaur, al coro delle mani bianche Manos Blancas venezuelano. Un grazie a Claudio Abbado per averci fatto conoscere questa realtà di amore solidale. Ci ha regalato una nuova, sconosciuta emozione. Quasi tutti pensano che per entrare in un coro ci vogliono l'udito e la voce. Non è vero. I bambini del coro Manos Blancas si sono imposti nelle orchestre educative del loro paese, il Venezuela, anche se non sentono e non parlano, anche se hanno disturbi motori o ritardi nell'apprendimento o sono affetti da autismo. Hanno imparato la musica con il cuore e se non hanno voce la cantano con le mani, le loro piccole mani avvolte dai guanti bianchi. Esprimono ritmicamente qualsiasi pezzo musicale, tracciano poetiche geografie, inseguono il ritmo delle vibrazioni. La famiglia del Premio Nonino ha creato il primo coro Manos Blancas friulano. Dovrà essere da traino per tutta l'Italia, per tutta l'Europa. Sarà un orgoglio, l'orgoglio più grande della nostra famiglia, della nostra giuria. Vi ringrazio di cuore. Ho deciso di far venire gli insegnanti
Naibet e Johnny, appoggiandomi ai bambini della nostra famiglia di San Vito al Tagliamento. C'è stato un entusiasmo tale da parte loro che in 15 giorni sono riusciti a formare un coro delle Manos Blancas che il giorno dell'assegnazione del premio, era il 30 gennaio del 2010, si sono esibiti guidati dalla maestra Paola Garofalo e dalla Naibet stessa e sostenuti dal coro delle Voci Bianche, Arte Mia, diretto da Denis Monte. Dal 2010, dopo aver parlato con Claudio ed aver avuto il suo assenso e la sua spinta, abbiamo fondato la Fondazione Amici del Coro Manos Blancas del Friuli. Ogni anno facciamo venire Naibet e Johnny, che sono stati gli ideatori dentro il sistema venezuelano di questo tipo di coro, li facciamo venire una settimana a San Vito al Tagliamento, perché soprattutto Naibet ha una carica tale che riesce a trasmetterla ai bambini. I bambini, come la vedono, veramente cambiano viso. Dico solo quello che ha detto Giorgio. Non potrei farne a meno. L'ha portato a maturare, a crescere e a capire che, pur avendo dei disagi, delle difficoltà, può anche lui contribuire ad aiutare gli altri ragazzi. E questo per lui vuol dire fare gruppo, vuol dire condividere. Io devo ringraziare il Coro Manos Blancas perché ha aiutato Enrico nel suo mutismo elettivo. It was a shock to hear that she doesn't talk and she doesn't hear. Manos Blancas has helped me to know my daughter better. I never knew that Daniela could be such a very beautiful, good dancer. Va a ritmo comunque della musica, perché lui la musica ce l'ha proprio dentro. Anche loro sono come tutti i bambini del mondo e hanno diritto a questa attenzione, a questo progetto e a questa pace, questa serenità per crescere. Él dice que si Beethoven viviese hoy día, dice che se Beethoven vivesse nei giorni nostri, está seguro de que compusiera e hiciera obras dedicadas al coro de Manos Blancas. Sì, è sicuro che avrebbe composto della musica adatta al coro di Manos Blancas. Io ricordo con immensa gioia quel gennaio del 2010 in cui siamo stati chiamati dalla signora Nonino, che ci ha proposto questa bellissima cosa. Abbiamo accettato senza sapere a che cosa davamo incontro ed è stata una cosa bellissima e una gioia immensa. La particolarità e l'unicità del progetto Manos Blancas è che non è un progetto musicale nel senso più stretto della parola, è veramente un progetto di vita, perché coinvolge il ragazzo in tutte le sue manifestazioni. Quindi noi lavoriamo con i ragazzi non solo per potenziare le abilità strumentali, ma per farli crescere come persone, per dare loro una vera dignità. Quello che io ho visto cambiare nei bambini è la capacità proprio di saper stare insieme, di essere autonomi, di ascoltarsi, di sapere anche capire quali sono le difficoltà dell'altro e quindi riuscire anche a superare le proprie. Con questo progetto, che è un progetto che deve assolutamente essere seguito in tutta Italia. Abbiamo fatto diversi corsi aperti al pubblico, aperti a chiunque per la sua città desidera iniziare una simile esperienza. Sono certa che la testimonianza dei genitori riuscirà a invogliare molte persone, molti insegnanti, molte scuole ad adottare lo stesso sistema. Sarebbe una cosa importantissima.
Nel 2010 hanno ricevuto il premio l'Oscar della lirica all'Arena di Verona, si sono esibiti all'Arena di Verona, hanno ricevuto il premio Colomba d'Oro della Pace da una giuria presieduta dalla Rita Levi Montalcino, poi hanno cominciato ad essere chiamati un po' in tutta Italia. Una delle cose però che mi ha colpito di più è per farvi capire l'importanza di questo coro, perché questo coro ha senso se riusciamo a formarne, come voleva Claudio Abbado, tante orchestre, ma tanti cori delle mani bianche. Il loro canto dei segni è gioia e cura, ed è diritto ad esprimersi, è possibilità di partecipare alla vita degli altri. Ecco, questo è un dovere nostro e noi lo dobbiamo fare e lo dobbiamo portare avanti.